nostri ospiti. In particolare l'istituzione che ci ospita, il Comune di Oristano. La rassegna è stata ideata dall'associazione La Casa Rosa, che io rappresento, un'associazione culturale che da sempre è impegnata sulle tematiche femminili. Quest'anno, come dicevo, è stata avviata a Cagliari e oggi siamo qui ad Oristano per una profonda riflessione sul ruolo delle donne nella storia, ma non lo facciamo in modo accademico, come avete notato, ma attraverso la musica, attraverso la recitazione, attraverso il coinvolgimento di ospiti, relatori del mondo accademico dell'università, anche esponenti di associazioni, di Giulia giornalista, abbiamo la nostra moderatrice Giulia Scioni. Però questo argomento adesso andremo a sviscerarlo, ne parleremo nel salotto storico-culturale con i nostri ospiti. Grazie Maristella, perché oggi si chiude un piccolo percorso, ma anche per noi si chiude un percorso, perché effettivamente questa sala ha visto nel tempo discutere tante volte di Medioevo, tante volte discutere di Eleonora Arborea e recentemente anche grazie alla nostra istituzione l'Istar abbiamo avuto modo di discutere un tema importantissimo, la lingua di Eleonora Arborea. Abbiamo regalato una carta dell'ONU al giudice tedesco che aveva detto che siccome questo cameriere proveniva da una regione che non contava nulla, quasi bestiale, dunque non poteva dargli una pena tanto forte perché si era comportato male con la sua fidanzata, e allora abbiamo provveduto, la FIDAPPA di Oristano assieme all'allora sindaco Angela Nonis, a mandare una bella carta dell'ONU per fargli capire che non eravamo poi così arretrati. Circondata da un velo d'ombra ci appare la grande figura di Eleonora d'Arborea ed invano noi cerchiamo di distinguerne i lineamenti, di precisarne l'espressione del volto attraverso gli scarsi documenti del tempo. È un volto misterioso, per metà fasciato di nero, che lascia solo vedere gli occhi lucenti dallo sguardo vigile e deciso. Restiamo insoddisfatti nella nostra curiosità, ma comprendiamo che non si tratta di una donna comune. È una storia al maschile. Noi siamo abituati a leggere le storie e i libri di storia spesso al maschile e poche volte si affacciano figure femminili. Così a braccio Giovanna d'Arco. Noi sardi conosciamo un po' meglio la figura di Eleonora d'Arborea, perlomeno di nome. Ecco, è bene che da qualche anno un punto di vista diverso, anche della ricerca scientifica, dà spazio anche ad una visione più al femminile dei tempi, e oggi parliamo del Medioevo. Sappiamo molto poco dei secoli che vedono il passaggio dall'età romana al Medioevo, sappiamo molto poco perché le fonti per la Sardegna sono veramente scarse e scarne, però possiamo oggi ricostruire qualcosa attraverso l'archeologia. Mi viene in mente, ad esempio, il ricordo delle donne menzionate nelle lettere di Gregorio Magno, il pontefice, che fu pontefice dal 590 al 604, che dedicò molte delle sue lettere alla Sardegna. In queste sue lettere compaiono frequentemente delle donne. Il Medioevo sardo, che oggi è visibile soprattutto attraverso le chiese romaniche, che sono la testimonianza vera di questo grande momento della storia dell'uomo e della Sardegna, e sono presenti dappertutto, nei centri urbani, piccoli, grandi, nelle campagne, nelle aree rurali, paesaggisticamente straordinarie, e questo è un modo diverso di presentare la Sardegna, poco conosciuto o direi sconosciuto oltre il Tirreno. Cioè c'è l'idea fuori dalla Sardegna che l'unico patrimonio culturale è quello nuragico, poi non c'è altro, poi siamo spariti e siamo tornati oggi.
Se Eleonora non avesse seguito le orme del padre, se non avesse combattuto queste guerre per riunificare la Sardegna, ma soprattutto se non avesse emulato il padre e quindi in qualche modo si fosse diciamo identificata in lui, ma sarebbe mai potuta spiccare questa figura? Non è la nostra un'associazione che cura gli aspetti della parità di genere, come fa una commissione pari opportunità, come fanno altre associazioni sul territorio, però la figura femminile vogliamo valorizzarla in tutti i suoi aspetti, con un linguaggio diverso, un linguaggio attraverso la cultura, portando questo messaggio molto forte non solo in un contesto regionale ma anche all'estero, come abbiamo fatto in tante occasioni. Io porto per presente sto Galuccio che sempre canta